Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'operazione Leoni da Catania ha sventato l'assassinio dell'esponente di un clan rivale pianificato da Cosa Nostra, seguito il fermo di 9 soggetti. Tra i destinatari anche Sebastiano Ercolano, 20 anni, appartenente alla storica famiglia Ercolano Santa Paola, sarebbe stato uno degli ideatori e organizzatori dell'omicidio bloccato dai carabinieri. Incidente sul lavoro nel Messinese, un operaio di 51 anni è caduto da un'impalcatura alta 3 metri mentre stava effettuando alcuni lavori di carpenteria in una palazzina nel centro di Montagna Reale, ricoverato in rianimazione al Policlinico, adesso è in prognosi riservata. Non convince la versione dei fatti del 17enne che ha confessato di aver ucciso il 22enne Rosolino Celesia. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e detenzione illegale di arma. Arrestato anche il fratello di 22 anni. Il ragazzino avrebbe ammazzato Celesia con 3 colpi di pistola al collo e al torace. Ci spostiamo nel Ragusano, dove un ragazzo di 27 anni sarebbe stato bloccato da 2 uomini che gli avrebbero anche puntato un coltello. Il giovane era appena uscito da un locale di Scicli, sarebbe stato minacciato e intimato di consegnare soldi e cellulare. Avrebbe tentato di opporsi, ma è stato colpito con pugni e calci. E in chiusura il meteo, anche domani bel tempo la farà da padrone in Sicilia, sole e nuvole si alterneranno mantenendo le temperature nella media stagionale. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani!